de l'executiva de Còrsega Libera. El poble cors sempre ha estat al nostre costat. El dia 1 d'octubre va estar aquí a donar-nos suport i el president va ser un dels primers, el primer, que va reconèixer la nostra república quan hi va haver la declaració unilateral d'independència. Amb tots vosaltres, Jean-Guy Talamoni. Care amiche catalane, cari amici catalani, sono decine di anni che i corsi e il nostro popolo intrattengono relazioni politiche, ma di noi, d'amicizia e anche di più relazioni fraterne. I sviluppi storici di questi ultimi anni non sono mica stati gli stessi in Corsica e in Catalogna, eppure ci siamo sempre sostenuti e questi rapporti di solidarietà hanno stampato ricordi sacri in le nostre menti e in dei nostri cuori. Abbiamo sperduto e gioie e bene, i momenti di speranza e stonde più difficili, ma gli assi di la bene continuiamo a tracciare insieme. Le nostre lotte sono quelle di giustizia, di battere la forza ingiusta di leggi straniere. I nostri combatti sono quelli di uomini arraigati a sodera e che la difendono contro quelli che si vogliono impadronire di zoologhi. La nostra fede è forte perché siamo sicuri delle nostre ragioni. Non capiremo mai e avanzeremo in a strada pedrigosa della nostra sovranità nazionale e della fraternità umana. Le nostre lingue, i nostri coglioni, la nostra maniera di partecipare al mondo sono i nostri tesori e lottiamo per assicurare la sua salvezza, come hanno lottato i nostri antichi nei tempi lontani. Queste parole sono l'omaggio della patria di Pasquale Paoli a quella di Francesc Macià. Un momento, perché passa questo. Esperarem que passi